Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe. Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi ho il piacere di avere qui con me il signor Attilio Vicentini della Civis Vigilanza. Quindi oggi parleremo di sicurezza. Buongiorno signor Attilio. Buongiorno signora Carmen. Signor Vicentini, lei lavora per una società che si occupa di vigilanza. Quali sono i casi di furti più frequenti oggi? I furti più frequenti che oggi rileviamo sono quelli nelle abitazioni private, nelle aziende e nei pubblici esercizi, ma soprattutto quelli non adeguatamente protetti, e stiamo rilevando anche un notevole furto, un notevole aumento di atti vandalici e contro il patrimonio pubblico. L'aumento di questi furti però purtroppo è sentito molto dalla gente comune, perché allargandosi proprio alle abitazioni viene percepito e ampliato in maniera notevole e sono più che raddoppiati tra l'altro i furti negli ultimi 10 anni, e noi stiamo cercando insieme alle forze dell'ordine di dare un supporto, e non siamo in sostituzione delle forze dell'ordine, questo va detto chiaramente. Sì. Ma mi dica una cosa, gli orari dei furti, cioè c'è ancora la notte, vengono fatti di giorno, soprattutto la cosa, ci interessano le aziende, le attività sicuramente, però è sempre il terrore secondo me proprio del privato a casa sua, quindi in che orari vengono fatti i furti nelle case, diciamo, principalmente? Abbiamo notato anche noi che il tipo di furto non è più durante la notte, ma questo avviene durante tutte le ore della giornata. Noi lasciamo la casa a volte, come dire, incustodita per andare a fare la spesa, per andare al mercato, e poi ci si trova anche andare a lavorare, certamente, e quindi poi ci si trova con delle spiacevoli situazioni perché non c'è più un orario, i movimenti ci controllano, sono aiutati dalla tecnologia anche loro, e quindi non ci sono più orari. D'inverno naturalmente appena viene buio comincia l'aumento dei furti, che non è più spostato verso le ore notturne ma è anticipato proprio al buio temporale della giornata. Mamma mia. Beh, ho letto tempo fa un qualcosa, non so, vediamo se lei me lo conferma, che oggi gli italiani mettono al primo posto la paura dei furti. Mi conferma? Confermo questa sua sensazione, che è la sensazione che incontriamo tutti i giorni quando, come consulenti della sicurezza, non come semplici commerciali quali siamo, noi della Civis, perché parlando con le persone ci troviamo nella condizione di sentire che la gente ha sempre più paura, ha sempre più bisogno di sicurezza. Noi cerchiamo di trovare insieme con loro delle soluzioni per dare più tranquillità. Certo che l'italiano non si sente protetto da tutto quello che succede e quindi ha una necessità importante di sicurezza. È un momento abbastanza critico. Ascolti, voi, lei in particolar modo mi pare si occupa della provincia di Treviso. Lei ha riscontrato furti, sono in calo, sono in crescita? Cosa ha riscontrato qui proprio nella nostra zona, diciamo, provincia di Treviso? Allora, dare dei dati corretti è sempre difficile perché provengono da più fonti. Generalmente la sensazione generale è che i furti siano in aumento. Molte volte le persone non denunciano perché sono furti di piccola entità, un po' la vergogna. Poi se portano via poche cose, il raserba, la bicicletta, certo non sono furti che la gente denuncia volentieri, però la sensazione in generale è che ci sia meno protezione e sicuramente noi rileviamo molti furti in più di qualche anno fa. I dati parlano
chiaro, ci sono anche i dati della Censis che parlano di un furto ogni 2 minuti nelle abitazioni private, che sono raddoppiati negli ultimi 10 anni. Questi sono dei dati un po' alla mano di tutti, basta un po'. Sì, anche quando tra noi poveri mortali ci incontriamo, soprattutto chi abita magari, oddio non è detto, perché anche se abiti in centro a Conegliano piuttosto che in centro a Treviso o in campagna, ognuno ha avuto questa cattiva esperienza. E noi cosa possiamo fare per tutelarci? La cosa principale che possiamo fare è cercare di collaborare e avere un senso civico, nel senso di avere un occhio attento alle situazioni che circondano sia il comune vivere che la propria abitazione, che le case dei vicini, renderci un po' più uniti, un po' meno soli in questo caso, e quindi collaborare sicuramente con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono preposte alla sicurezza delle persone e sono sicuramente disponibili a muoversi nonostante tutte le difficoltà che tutti abbiamo, però credo che le forze dell'ordine insieme, eventualmente un'azione che possiamo fare noi personalizzata, possano veramente togliere questa grande paura e dare un po' più di serenità a tutti quanti. Dove è possibile prendere dei cani magari? Ecco, sicuramente i cani sono un allarme naturale con tutti i vantaggi che possono avere, per il fatto che comunque loro sentono rumori, sentono odori, sentono delle cose che gli umani non sentono e danno sicuramente un aiuto. Questo è stato proprio una delle cose che si è sempre sentito dire: un cane, un cagnolino piccolino, magari spaventa meno ma sente i rumori, un cane grande fa deterrenza e prevenzione. Sicuramente diciamo che poi la tecnologia ci sta aiutando ulteriormente a, come dire, proteggere la propria casa, proteggere i propri familiari. Noi siamo fortissimi su questa cosa, insomma, se poi avremo l'opportunità le spiegherò anche qualcosa in più. Quindi il discorso videosorveglianza, allarmi e cose che so che anche voi installate, mi pare, no? Un'azione combinata di collaborazione con il nostro istituto piuttosto che con le forze dell'ordine e il collegamento degli impianti di allarme nonché di videosorveglianza fa sì che ci sia un'azione immediata, perché avere un collegamento di allarme e poi andarci a vedere delle telecamere se sono installate, se no si possono anche installare da parte nostra, e darvi la possibilità di avere un controllo immediato da parte di persone professionalmente preparate, perché stiamo parlando di gente che fa solo ed esclusivamente questo lavoro e che va a vedere cosa sta succedendo e demanda in tempo reale alle persone sul campo, che sono insostituibili nella sicurezza. Ecco, allora adesso le faccio una domanda specifica. Se io volessi affidarmi a Civis per la mia sicurezza, mi spieghi come opera Civis? Beh, Civis è un istituto storico nella Marca, veramente tanti anni che siamo presenti, siamo tra l'altro qui a Treviso, e Civis opera utilizzando uomini e tecnologia, uno non senza l'altro, indispensabili, perché l'uomo alla fine, quando comunque deve intervenire su una segnalazione di allarme o di videosorveglianza, deve essere intempestivo, deve essere preparato, collegato con le forze dell'ordine per eventualmente contrastare qualsiasi tipo di evenienza, che può essere l'atto vandalico, il furto, il tentativo di intrusione. E Civis è veramente un istituto che nella storia si è fatto ben volere dai cittadini e dalle aziende. Questa soprattutto. È già una buona cosa come sicurezza. Certo. Visto gli sviluppi ultimi tralasciamo. E quindi voi praticamente, oltre al discorso che potete installare antifurti, roba eccetera, avete degli uomini che passano e non so, ho capito bene? I nostri servizi basici partono proprio dal fatto che se una persona ha il piacere di avere tutte le sere la propria casa, la propria azienda controllata con dei passaggi sistematici oppure casuali, per non dare riferimenti a eventuali malviventi, questa è sempre stata la base del servizio. È chiaro che se poi noi riusciamo ad avere
l'opportunità di installare un impianto di allarme o di collegare un impianto di allarme esistente, la stessa guardia può ritornare nel caso ci fosse del bisogno, scatta 2 volte l'allarme e si torna 2 volte. La cosa importante che facciamo soprattutto con i nostri, come dire, con tutte le persone private che ci chiedono una consulenza di sicurezza è che oltre a questo la cosa che apprezzano molto da parte nostra è il fatto di poterci comunque chiamare, perché noi diamo a tutti il nostro numero della nostra centrale operativa, la quale chiama immediatamente, e questa è una bella sensazione di sentirsi subito interpellati, chiamati, e in base a quello che serve fa intervenire la pattuglia e gli uomini che sono già in zona. Quindi mi faccia capire bene, se io mi sento in pericolo, non so, perché sento i cani abbaiare, perché non so, ho visto un'auto sospetta, eccetera, io ho un numero di telefono dove posso chiamare, mi risponde subito e eventualmente mi manda la guardia più vicina al mio territorio. Certamente, giusto? Noi siamo operativi, bene? perfetto. Noi siamo operativi 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, festivi compresi. I nostri interventi sono sui collegamenti sempre, sui passaggi a seconda di quello che viene accordato con l'azienda, il cliente. Comunque a noi il cliente, la famiglia non piace chiamarla cliente, ci piace chiamare la famiglia con il nome della famiglia in maniera tale che sia una cosa più personalizzata. L'azienda è il nostro core business, ma oggi le persone sono al centro della nostra attenzione. Abbiamo tanto bisogno di questo. Tra l'altro leggevo, perché mi sono un po' documentata, che voi avete preparato un progetto Città Sicura. Ce ne vuol parlare? Perché l'ho trovato molto interessante. Il progetto Città Sicura che abbiamo presentato a tutti i sindaci recentemente e che stiamo portando avanti con successo parte da esperienze già positive che hanno fatto sì, propongono di una collaborazione tra la nostra azienda, che è molto radicata nel territorio e presente tutte le notti e festivi, sabato e domenica sempre, dando la possibilità di monitorare, controllare e posizionare in un determinato comune per alcune ore durante la notte, andando a controllare i siti stabiliti da un comune che ha comunque l'obbligo di tenere in sicurezza le proprietà, che sono di tutte, sono sue, sono mie, le scuole, gli asili, i cimiteri, i parchi pubblici vanno comunque tutelati e controllati, dandoci la possibilità di verificare che tutto sia a posto durante le ore notturne e i festivi. Creiamo una presenza naturale. Questa presenza naturale viene naturalmente presa ed è un'opportunità per dare ai privati la presenza, gli interventi, se qualcuno collega l'allarme con noi, essere già lì nel territorio senza dover aspettare, e nel nostro lavoro la rapidità dell'intervento fa veramente la differenza. Bene, siamo giunti quasi al termine del nostro tempo, perché il regista è sempre qua che... Vorrei chiederle una cosa, i costi per avere la vostra sorveglianza, se possiamo fare una... Guardi, i costi nel tempo si sono, come dire, anche un po' ristretti. La crisi ha portato comunque anche una revisione di questi costi, che una volta erano veramente molto alti per tutti. Invece adesso abbiamo dei costi, per assurdo le dico, partendo da €1 al giorno, uno può cominciare ad avere già una certa sicurezza in casa, perché noi colleghiamo l'abitazione del cliente a €1 al giorno con gli interventi limitati, e la cosa più importante che le dicevo prima è la possibilità di chiamarci. Sappiamo che €1 oggi è tanto o è anche poco, però investire, bere meno un caffè, io dico sempre, bevi meno un caffè, dormi più sereno la notte. Hai la possibilità oggi con €1 di avere già qualcosa che prima non avevi, e mi creda è una cosa importante. Poi
Ci sono soluzioni per tutti i livelli, naturalmente bisogna sempre vedere uno cosa vuole proteggere, le dimensioni dell'azienda o le dimensioni della casa, o comunque sono considerazioni che vanno sempre prese in base alle esigenze di ogni situazione, di ogni famiglia, di ogni azienda. Signor Vicentini, è stato interessantissimo conoscere questo, perché penso che moltissime persone non sono a conoscenza dei vostri servizi. Adesso il nostro tempo è terminato, però mi piacerebbe magari rincontrarla perché ci parli un po' magari più a lungo del vostro progetto Città Sicure e come sta procedendo. La ringrazio, sarà sicuramente un'occasione per magari dare anche qualche consiglio ai cittadini, se ne ha voglia, su cosa fare, su cosa non fare, sulle attenzioni che bisogna avere tutti i giorni. Benissimo. Il nostro tempo è terminato, io saluto i nostri telespettatori, saluto lei, signor Attilio, e al futuro. E arrivederci. Okay? Arrivederci. Avete ascoltato Incontro con un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.